Mi chiamo Margaret, ho 53 anni e la mia ossessione è pungermi con le api. Mi piace farlo sui fianchi, sui gomiti, sulle dita, sulle caviglie, sulla fronte e sulla punta del naso. E in culo no. Sono arrivata anche a farmi 15-20 punture sul fianco sinistro. Ma neanche tossica. Mi piace davvero tanto farmi pungere dalle api. Ma è come se mi pugnesse la pondero volantini dell'MD. Sono 10 anni che Margaret è ossessionata dalle punture di ape. Oh Gesù Cristo mio, aiutami tu. Il punto che preferisco è questo. Eh sì, soprattutto quando ti fai venire un latte in dei ginocchi, no? E ci metti la punta di mela in, wow. E che ti stai facendo? Che fa molto bene alla gola poi. Prima ci lascio il segno con l'unghia. Dimmi pure una cana, pietra scema. La stringo piano sull'addome e poi la tolgo. Ed è una bella abilità a fissering. Potessi fare infermiere in due manicomio. Le è sempre piaciuto guardare il lato strano delle cose. Arrivati a questo punto, con 15 punture al giorno, inizio ad essere davvero preoccupato per lei. Ma no, ma perché te la preoccupa? Chi le so 15-20 punture al giorno alla fine? È come se fosse un piccolo aperitivo. Scusate. Si punge più di 100 volte a settimana e da quando ha iniziato si è procurata 50.000 punture. E che se quando va in processo poste cacavo un miele. Sento un ronzio. Sì, che è una fetente mosca che non so cazzo la acchiappa. Usa anche un piccolo aspirapolvere per catturarle con facilità. Quando accendo l'aspirazione, vengono catturate e non riescono più a uscire. Aggi pazienza, muori ci ha ricattato su cusariello perché mo è una stagione che mi posso mettere a chiappare in mosca con la volantina. Sai, cess. Inoltre non esce mai di casa senza scorta. Porto delle api con me nella mia borsetta nel caso in cui volessi farmi pungere durante il giorno. Immaginatevi se a chi sta scippa una borsa e va a fare denuncia ai carabinieri. Scusate, cosa avevate nella borsa? E vabbè, patente, documento, aperitivo. Devo capire se le fa male. Lei ha la sua idea su tutto, ma vorrei avere un parere medico su questa abitudine. Salve, sono il dottor Cerrone. Abbiamo fatto delle attente analisi a sua moglie e per fortuna abbiamo capito che quella ciste che gli è uscita da poco dietro la schiena non è un tumore, ma è uno struffolo. Non credo che ci sia niente di male nel farsi pungere dalle api e non ho intenzione di smettere. Ma infatti, ma che te ne fotte? C'è sta Maria De Filippo che si chiama Maurizio Costanzo. Figurati se tu non ti puoi far pungere dalle api. Ognuno ha i suoi gusti.